Niente, io sono rimasto veramente meravigliato. Va bene. Perché ci siamo salutati e lui mi ha detto: ma io sono innamorato delle tue canzoni, però che l'immagine non era io un figlio mio. E io ho detto: quale canzone? Tu capito, sai, mi sai? Ha detto vicino a me, ha detto: no, io adesso me la faccio. Allora, sai perché voglio? Ma per me sai perché è stata la mia prima volta che ho cantato con Pasquale Granatino, papà di Ivano Granatino, e facevo un piano Maurino. Pasquale Granatino. Facevamo Granatino, bravo, e allora mi si schiena mo da bambino, parla con tigri, io sono meno strano perché lui è tutto quanto questa è la cosa, una delle cose più belle che ho fatto, te lo giuro, questo significa, io sono veramente rimasto meravigliato perché ti conosco bene il tuo genere, però ci piace bene come cacchi ti piaceva il genere, voglio cantare il genere. E allora facciamo, va bene? Fai tu la storia, faccio una cosa. Resti qua. Io l'ho chiamati già prima, che l'ho domandato e loro hanno detto sì. Granatino, dove sei? Granatino adesso vieni. Facciamo una cosa diversa. Una cosa nuova. Vuoi venire pure tu? Salve, non vuoi venire? Vuoi venire tu? No, facciamo una canzone che fa onore veramente a tutto il mondo attraverso la nostra bella Napoli. Vieni. Facciamo conto che sa anche tuo padre in mezzo a noi. Vieni, grande Mario, anche il grande Mario Ragazzi. Vieni qua.
Questi qua sono ragazzi che me lo sono cresciuto, perché lui è nato esattamente a New York, se non vado errato, è nato a New York lui. E questi qua, lui con tutta la sua famiglia, la mamma, il papà, ci siamo stimati tantissimo, perché loro la pensano come me e io la penso come loro. Sono delle persone per bene, come voi, sono delle persone brave, persone educate, persone conservatori, non sono stregoni, perché abitualmente il nostro mestiere, quando ci battono le mani e guadagniamo i soldi, tutti quanti dicono oh è bello sto fatto, però non pensano che poi questo successo con il tempo finisce. E se tu gestisci bene puoi dire va bene, grazie, ho cantato, vi ringrazio, ho fatto una casa a mia figlia, una a mio nipote, una per me, qualche 100 lire sulla banca e possiamo vivere. Cosa cantiamo? Questa canzone la canteremo tutti quanti noi, un poco Roma. E sentito questa canzone, pensate che l'ha cantato tutto il mondo, pensate l'ha cantata addirittura Frank Sinatra. La canzone si intitola Indifferentemente. Dove ci provo? Io mi chiamo a cui mano mano. Vai maestro! The sun
Avevo parlato. Allora, cosa fa? Ha nascito un benzino! Esatto! Ha nascito il benzino! Hanno chiosto la benzina! Hanno fatto la rapina! Hanno fatto la rapina! Quando fanno una delle tre! Ha nascito il benzino! E chi non me ne va! Lui non me va! Lui cassa la giornata assieme a me! Oh, ma è uscito la Facciamo male, vai, vai. No, una versatilità pazzesca, grande Ino Granatino, polistrumentista, ragazzi, veramente. Caramella, figlia in occhi. Dovete sapere che il papà di questo signore faceva un canabarro e si chiamava Pasquale, Pallonino Granata. Allora si chiamava Pasquale. Pasquale Granata e faceva un canabarro. Quando mi arrivavano i matrimoni, a un certo momento mi diceva, ma che sta loro come la c'è? No, mi ha fermato, perché mo sta l'orchestra mia e dobbiamo fare lo speziale. Dico, ma questo cavolo che fa? Tu ti chiama Granata? Perché non ti chiama Granatina?
sì, perché dico proprio tu, ci venivo fra l'ora e mezzo, perché mi piace sempre l'ora e mezzo che spettacolo. Va bene? Siamo a posto, ci non di lì, volevo fare qualche cosa. No, anzi, non devo arrivare. Ma fa tu fa la lega. Facci vai. Poi dopo devo vedere che c'è stata la corrente. Vai Maricciano, non sai? Ah, ti trovo a te, siamo vicino a Riccione, non sta vicino? Vieni. Tutto qua? Sì, no, oggi fa un mese che è perduto, che con chi lo passare. Vieni qua, Cino, non si paga niente, sai? Tanto non c'era niente, non perdete tempo. Ci sta vicino, ma come stai e che io sapevo che fatto stasera. Senti una cosa, tu che sai che canzone è? Tutto qua. E quale sai? Che era vicino? Ma quanto tutto quanto? La cella 17 a Toulouse La 17 pure allora mi sta facendo no, benzinaio. comunque io che sono un po' il tuo secondo padre, guarda che mi sono aspettato stasera, non si vedrà mai più, per la mattina sono la batteria, tutti questi giovanotti che io sono uno, forse non lo sapete, io tengo 30 anni di segreto, io ho 80 anni giornati e non prenderanno giornati. Non lo so, vedete che penso a questi giovani, siccome mi Giù, benzinaio, già fatto benzinaio, io per la verità mi chiamo su Aione. Io farei tu vanno in gabbia.
col maestro Mario Freni, No, no? bellissimo. Erano puliti, ma. Va bene, Chi si sa tutte cose, sa? Vuoi dire tu? Poi sa? Grazie, vedi, paura di capire. Non si paga niente, capito? È una cosa in famiglia, Stanno proprio. è una cosa in famiglia, tu non già lo sai, no? Facciamo un applauso a Mario Davici che non è più con noi, che stava solamente lui che ha rappresentato con lui molto bene e ancora tutte le cose per te. Vieni, sapete lui. Allora tu carichiamo con la Stringi da me, come non più lì. E si faccia muri, e più Bello morire, lascia te. Tu che non chiagni e chiagnerai. Un bel applauso se lo forte forte a me, però tu non è generale. Voglio dire pure dove, chi voglio bene a chi si fa, chi voglio bene sul vero senso della parola. E quando vado a nota mi dice, ma sai a Napoli ci sono, a Napoli c'è tante cose pure. Se mangi pure, se canta pure, le canzoni sono buone, perciò fatti i cavoli tuoi e noi ci facciamo i cavoli nostri.